Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia. Ho una piccola premessa da fare prima di iniziare. La prima è che nell'episodio precedente, cioè ho più di una premessa. La prima è che nell'episodio precedente abbiamo bestemmiato come i cani. La seconda è che continuano a darmi il copyright nei video di Mafia e non capisco da dove venga. Penso sia la musica dell'intro, però è strano perché nell'episodio 6 di Palworld c'è la stessa musica ma non mi hanno dato il copyright. Quindi penso sia, forse se questa musica la metto troppo a lungo, e come nei video di Mafia c'è pure a fine video, quindi probabilmente la cambio intanto in questo episodio, così facciamo dei test, ed è un peccato, cazzo. La terza premessa invece è che vi volevo ringraziare un sacco, ragazzuoli, dovevo proprio per forza dirlo. Ho visto i commenti di Mafia, mi fa piacere che vi piace la serie, questa cosa mi rende tanto felice e voi lo sapete, quindi è per questo che in questo video dobbiamo raggiungere, signori, occhio perché questa sfida è difficile, i 5 like. Comunque, nell'episodio precedente avevamo parlato con questa gnocca che sicuramente il nostro obiettivo, cioè non l'obiettivo di Tommy, ma il nostro sì, sarà quello di Tromba. Mentre qui possiamo parlare con altre persone, noi dobbiamo trovare Paoli, però vediamo cosa ci dicono queste persone. Sei un pelotonato. Per caso hai visto Ma perché si sente così? Perdonatemi, c'è qualcosa che non va nell'audio. E tra l'altro, ragazzi, sto vedendo ora che Mafia è stato fatto dalla 2K, stessi sviluppatori di Borderland, che io ho portato la serie del primo e del secondo Borderland sul canale, che vi consiglio di non vedere perché sono serie vecchie e mi vergogno perché avevo il microfono di merda e facevo i video, non che ora li faccia chissà come, ma sicuramente prima li facevo peggio. Perfetto, ragazzuoli, ho riavviato il gioco e l'audio sembra adesso andare meglio, quindi possiamo parlare con tanti. Questo è Vincenzo, quello che ci vende le armi, che ci ha dato. Tom. È un pallodonato. Ha detto che andavo a mangiare per smaltire la sbronza. Ma non esistono cannole tanto grandi, mi pare. Sì, ne sta smaltendo la sbronza. Vabbè, ma l'avevamo visto nell'episodio precedente che era un pochino abbastanza, diciamo, poco sobrio. Andiamo qui, ragazzi, c'è un ping sulla minimappa, se vedete in basso a destra c'è forse un collezionabile, sarà? Può essere? Mi sa di sì, che cos'è? Marino, una figurina, attenzione, quindi i collezionabili sono segnati sulla mappa, questa è una buona cosa. Parliamo con questa gnocca, ma perché non posso correre? O c'è un tasto per scattare? Penso che non posso farlo. Bella gnocca! Vediamo se l'inquadratura passa sotto la con... niente. Voi e gli altri tuoi amici si sono già scolati metà delle scorte del bar. L'hai trovato? No. Buon uomo, che cazzo c'è da lì a sta macchina? Ah, qua c'è, come cazzo si chiama? Frank. Oddio, scusami, Frank. Minchia, l'ho inculato. Guarda qui che bello, raga, questa cerimonia. Che bello. Comunque secondo me il copyright può venire anche da musiche ambientali, raga, quindi cercherò di parlare così almeno le copro. Guarda il nostro amico lì con quante gnocche. Guarda qua, guarda qua. Che corsa, campione. Ehi, l'ultima volta che ti ho visto correre così ti puntavo la pistola alla testa. Perché oggi era diverso. Hai ricoperto d'oro la nostra gente, perciò direi che sei salvo. Ehi, hai visto Poli? È ubriaco fradicio. È passato barcollando. Ci sto andando. Ecco qua, questo qui è il meccanico. E voi nei commenti, ragazzuoli, riguardo a questo meccanico mi avete appunto detto che è un easter egg. Io onestamente non ci avevo fatto caso. Come andava dopo il lavoretto? Ho rischiato di andare a schiantarmi, ma ce l'abbiamo fatta. Hai per caso visto Poli? È passato 5 minuti fa. Puzzava come se avesse fatto il bagno. Va bene, abbiamo capito che è ubriaco fradicio. Comunque noi parlando in quest'area di ricerca possiamo sapere informazioni, ma penso che Pauli sia verso di lì. Però guardate, raga, quanto, diciamo, l'ambientazione sia fatta veramente da Dio. Cioè come è vivo questo posto, no? Persone che parlano. Qua c'è quello con la musica che mi darà il copyright, figlio di puttana. Dobbiamo parlare adesso pure con lui, vediamo cosa ci dice. Parliamo che c'è la musica. Sei qui, grazie Dimmi al cielo. tutto, dimmi tutto. Se il tuo amico continua così, chiameranno la polizia. Minchia, Scusa, ora lo faccio addirittura. smettere di fare baldoria. Oh, ma guarda dov'è. Ah, che te va a imbriacarne piere. Fa molla, papera, fa quack. Che pezzo fa l'uccello? Non lo so, ma il tizio della sicurezza dice che devi andartene a casa. È uno stronzo quello, non conosce rispetto. Sì, hai ragione, ma anch'io penso che dovresti tornare a casa prima di vomitare anche l'anima. Va bene allora, credo. Andiamo, campione. Beh, penso dobbiamo accompagnarlo. Oh.
Minchia raga, di com'era, ho detto che cazzo si sente male. Lo accompagniamo, dai che lui è ubriaco, non può guidare. E cacciana, c'ha bedo. Allora, abbiamo il ping. Signora! Mamma E mia. ora sei perfino una specie di pilota professionista. Abbiamo tutti i nostri... Da quando sei entrato in famiglia sei andato alla grande. Ma finora ti è andata bene, sappilo. E senti, abbiamo evitato le scassature di minchia. Ah, sì? Tu non sai come stanno davvero le cose. Ti chiamano per incontrare il Don e la tua mente inizia a correre. Don mi ho fatto cose orribili. Ci siamo dentro tutti. Faccio quello che chiede il Don quando vuole lui, proprio come te. Ma sei proprio come me. Non sai quando deve chiudere. Prendi esempio da sempre. Merda, porca puttana, dai, stavo andando a 60. A gente, a sapere che sei sbirro. Dai. Ma come arrestatelo? Ero a 20 km su, fammi una multa. Ma vai a cagare. Ma qua ci sono tipo... Ma questa è casa nostra oppure ci sono... Perché c'è un'info. Che torna a casa da... C'è tipo un ping, no? Non so se si possono comprare le case, roba così. Sei ubriaco. Chiudi il becco per il tuo bene. Tieni ragione. Tieni ragione. Allora, lui è ubriaco, raga, però ci stava dicendo onestamente cose che magari potrebbero farci riflettere. Ho voglia di farmi una ragazza. Ah, hai chiesto alla persona sbagliata. T'ho detto portami dalle pollastre. Portami al Blue Joe Pix. Non ci credo. Dovrei portarti a casa. E il ponte. Non Prendi ci il ponte credo. per l'isola. Mamma mia, raga, E che speriamo... minchia, a casa? Cioè, mi hai portato a casa? Forse... Già... Oh, meno male, meno male. Non so se c'è tipo un nightclub, però spero che sia censurato in qualche modo per YouTube. Perfetto, dai, l'abbiamo accompagnato a casa e si è chiuso il capitolo della sportività. Vediamo che cosa succede dopo la gara, dopo tutto quello, perché questo qui è il continuo, raga. Io dovevo farlo nell'episodio 3, ma ho bestemmiato troppo. Sara era la figlia, era quella lì, la gnocca con cui parlavamo. Ultimo giro, Tom. Vuoi qualcos'altro? No, vado a casa. Senti, Tommy, prima che te ne vada, posso chiederti un piccolo favore? Certo, Luigi, che posso fare? Ecco, accompagnare mia figlia. Sara? A quanto ne so, se la sa cavare benissimo da sola. Lei è in gamba, sì. Ci sono persone poco raccomandabili dalle sue parti, come dire, teppistelli, sai, cattivi ragazzi, che la infastidiscono, fanno i cascamorti. Sara, questo lo sa usare bene, ma non vorrei che dicesse delle cose che loro non gradiscono, cose spiacevoli. Però se tu l'accompagnassi, beh, quei teppisti si ricorderebbero che è la figlioccia del Don. Non c'è problema, Luigi. È un onore. Grazie. Ho solo paura che magari questa Sara, qui ci prova. stiamo chiudendo. Noi cediamo e finiamo nella merda, tipo. E lui che ci fa? Tom ti accompagnerà a casa. Davvero? Ehi, è solo lavoro. Così ti lasciano stare. Va bene, se ti fa stare più tranquillo. Ehi. Ci vediamo domani. Prendo il cappotto. Io ti aspetto qui fuori. Mamma mia, raga, mamma mia. Questo gioco è sempre più bello, sempre più bello. Vediamo che cosa succede. È tutto ok? Non ho bisogno di essere accompagnata. Ah, gli sto tenendo io Dai, il tanto cappotto, stasera guarda che avremmo bello. dovuto vederci. Sì, forse. Comunque puoi fregartene della sua opinione. Non capisci, Tom. A volte mi tratta come una bambina. Lo capisco, è protettivo, ne ha passate tante. Perché noi no? Mamma mia, raga, guardate Allora, cos'è quanto è questa bello storia che rubi da tutto. mangiare? Beh, cucino io. Spetta a me decidere cosa farne. Dubito Poli voglia. Allora domani è la volta buona che la colazione se la prepara da solo. Oddio, non inciampare. I tacchi, colpa dei tacchi. Questo qui è il suo appartamento. Minchia, raga, io ho la sensazione che noi...
Usso. Io ho le mani occupate. L'ho capito, adesso busso. Io ho paura che lei magari ci Puoi prova con noi. deciderti Sì, a ma bussare. Dio Per mio, io ho paura che magari lei ci prova, noi magari cediamo, oppure magari lei provoca, o magari semplicemente il nostro personaggio fraintende Bussa e alla da porta, questa lumaca, cosa inizia a pesare. hai rotto il cazzo. E magari da questo potremmo un po' metterci un po' nei guai col Don. Ma questo è il suo appartamento, chi cazzo abita con lei? C'è qualcuno? Sara, è per me. Scusa, è un po' meno della volta scorsa. Basta e avanza. Per nonna sei un angelo. Gioia mia. Il Don non sopporta che il cibo vada sprecato. E tu? Tu devi essere Tommy. Sara ci ha parlato molto di te. Ah, davvero? Sei un pilota famoso, Tom. Tutti parlano di te. Già, ha ragione. Lo fanno. Beh, per me si può fare una cosa a tre. Ora ti lascio, se no ti entra il freddo, Juliet. Ci vediamo in chiesa. Ok, e buona serata. Arrivedergliela. Buonanotte, Tommy. Buonanotte. Che bello. Ma i dialoghi, raga, sono fatti. Boh. Cioè, raga. Top. Ma veramente fatti Hai bene. fatto un bel gesto. Dici? Guardate quale persone. qui in zona ci sono molti affamati. Bella serata per passeggiare, eh? Non devi farti ammazzare a causa mia, Tom. Ci proverò. Tutto qui. Passi tutto il tempo con uno sciupa femmine come Sam Trapani e non hai trovato niente di meglio che bella serata per passeggiare. Perché? Non è bella? Guardateli davanti, ragazzi, penso di nella sì. minimappa. Abbiamo due ping rosse. Sicuramente ci romperanno il cazzo, me lo sento. Perché qualcosa deve succedere. Non penso sia una passeggiatina così. No, siamo a posto. Guarda, ma Ehi, non dai, meriti i dai. tuoi fiori? Come mi permetterai di invitarti a un vero appuntamento che non sia accompagnarti a casa per conto di Luigi? Li avrai. Già. Se soltanto papà non mi vietasse di uscire con i ragazzi del Don. Vabbè, c'è un Comunque certo credo che lo feeling. sappia. Luigi? No. Quei tipi mi hanno dato fastidio per settimane, ma non te l'ho detto perché ti conosco. L'ho detto a papà solo questa volta e all'improvviso chiede a te di fare il principe azzurro. Quindi sì, lo sa. Beh, come ho detto, vuol dire che di me si fida. Altrimenti saresti durato poco. So che fine hanno fatto gli altri che ho frequentato. Cazzo ha sto Abbiamo secchio, puntato i perdonami. Vai via, demonio. Quindi ora stiamo... Ho cercato di proteggerti, Tommy Angelo, fin dall'inizio. Raga, è Sera inquietante. potremmo andare da qualche parte. Magari al cinema. Ti compro i tuoi fiori. Sarebbe bello. Siamo a... silenzio. Buonasera, dolcezza! Ci stai tradendo per caso? Fottetevi tutti! No, avanti, non fare il broncio, bambolina! Il tuo fidanzato potrà guardare, che ne dici? C'è qualche problema qui. Il vero problema sei tu che provi a soffiarci la ragazza, capo. Se non fate attenzione, finirete 3 metri sottoterra. È la vostra ultima occasione. Non ci spaventi. Sappiamo per chi lavori. Salieri da giovane sarà anche stato un pezzo grosso, ma ora si è rammollito. È solo questione di tempo, Morello lo farà fuori. Non mi serve Salieri. E nemmeno altri. Non per questo. L'avete sentito? Mostraci che cosa sai fare, damerino. No, no, no. Aspetta, aspetta. Ah, con alt. Hai rotto il cazzo. Ah, Deco. Ti scasso tutto. Ti scasso tutto, maleducato e cafone. Che cazzo vuoi? Ti scasso. Non vedo niente, perdonatemi ragazzi, è tipo mezzo chiuso il gioco. Purtroppo c'è un piccolo problema tecnico su questo gioco che non so perché, nonostante io sia su questo schermo, continua a swapparmi sull'altro. E qui ho scoperto che non è colpa dello swap. Ho scoperto che è colpa mia. Dio mio, perdonatemi raga, perdonatemi. Sono io che sbaglio, al posto di premere Alt ho premuto Windows. Ma vaffanculo. Hai rotto il cazzo. Ti dai testata. Avanti, vedremo cosa fare. Testa de minchia. Ah, guardalo lì. Ah, de corna. Cos'è? I vuoi sceppare magari tu? Oh, ma questo è il coltello. Ma esci la pistola, Dio mio. Non posso usare. Ehi, ma guarda. Ma hai rotto il cazzo. Però il nostro Tommy ci sa fare, raga. Ma dammi il coltello, non posso prenderlo.
No, no. No, aia. No, te lo scordi. Oh, hai rotto il cazzo. Oddio, ho rotto il muro. Che cazzo è Hulk, Tommy? Aia, aia, perdonami, ha rotto il cazzo. Montante. Tommy! No, no, aspetta. Ora tocca a me. No, ora tocca a te un cazzo. In sacco tante rende corpi ligno. Aia, ho sbagliato. Mamma mia, raga. Perdonatemi, raga, perdonate. Io sbaglio semplicemente perché sto alt, è troppo scomodo. Tra l'altro rischio di premere Windows e swap ed è un bordello. Ho messo T, ma non so quanto può essere comodo. Dai. Non so perché non mi fa impostare i tasti laterali del mouse. Però sicuramente T è più comodo di Alt. Vaffanculo, va. Eccoti sistemato, figlio di puttana. Ecco. Mamma mia, raga, bruttissimo. Ma guarda Tommy, raga. Quanta potenza. Hai un buon gancio destro, devo dire. Sanguini. Andiamo su a casa mia. Ti Do do un... un'occhiata. Ho visto un porno iniziare così. Perdonatemi, ma ne ho visto uno iniziare così. Qua succede, Allora raga. ti vuoi accomodare o aspetti fuori? Aspettavo di essere invitato. Non hai capito, campione. Controllo solo che tu stia bene. Siediti sul divano adesso e tira sulla manica. Prendo il set da cucito. Non sembra così grave. Vuoi che ti dia qualcosa? No, sto bene. Non devi fingere. Com'è? Lo vedo che ti fa un male cane, Tom. Se non vuoi ammetterlo, chiedi a Polly di rattopparti. Che cos'hai lì? Un omaggio del Don. Ancora un po'. Ok. Ce la farai a sopportare? Sì, ce la farò. Bene. Perché non voglio che la signora della porta accanto venga a lamentarsi per i rumori. Cerca solo di fare in fretta. Ci metterò il tempo che ci vuole. Se metto male i punti, resta la cicatrice. Davvero? Hai ricucito tanta gente? Solo mio padre. A volte capita che mia madre litighi con lui. Si è specializzato nello schivare i piatti. Così gli ha infilzato un bel ferro da maglia. Minchia. Dritto nella mano. E perché? Perché era ubriaca marcia. E anche gelosa. Al contrario stavolta, ragazzi. Di solito è sempre il marito, Non è le certo classiche un capolavoro, storie. ma servirà. La cicatrice che resterà mi farà pensare a te. Per stanotte dormi qui. Non ti lascerò vabbè, vagabondare in giro dai. mezzo sbronzo. Specialmente con quei tipi che ti danno la caccia. Ok, va bene. Per caso hai una coperta in più? No. E la caldaia è rotta. Vabbè, dai, ragazzi, cioè, scusa. Però è bella sta scena, Non raga. importa. Ci riscaldiamo così, strusciando i corpi. Signori, mamma mia, sto gioco, più lo gioco e più mi piace. È sempre così, ha una storia bellissima, mi piacciono i personaggi, mi affeziono ai personaggi, uno più bello dell'altro. Mi dispiace semplicemente il fatto che, diciamo, sta cazzo di cosa con i tasti. Beh, Sara sta bene, capo. Ci ho pensato io. Minchia. Ho iniziato a lavorare qui quando non arrivavo al bancone. Io non ho avuto una figlia, Tom. Farei di tutto per quella piccinita. Anche io. Anche noi, capo. È vero, confermo.
Tutto per Luigi SR. Ma cosa cazzo si credono quei bastardi? Che sia un parco giochi? Li farò a pezzettini con le mie stesse mani. Noi offriamo protezione. Ma chi pagherebbe se sapesse che non riusciamo a proteggere le nostre donne mentre tornano a casa? Allora cosa dovremmo fare? Dare una bella lezione a quei tizi. Dovete rompergli tutte le ossa che hanno, riduceteli in sedie a rotelle. Mamma Spaccategli mia. la faccia così che nemmeno le loro madri potranno guardarli senza urlare. Dove si nascondono? Secondo un nostro contatto tra gli sbirri a Chinatown. Big Biff potrebbe sapere. Tommy, tu va da Vinny e rimedia qualcosa. Ci vediamo da Biff. Sì, ok. Lasciate quei teppisti sul marciapiede. Voglio che tutti quanti sappiano che non permettiamo che i cani randagi scorazzino nel nostro territorio. Sarà fatto, capo. Bellissimo. Bellissimo. Porca Forse puttana, sti mi ha soldi sono ancora gasato. nel nostro territorio. Io controllo qui in giro che se ne siano andati, mentre tu vai da Biff. Buona caccia. Sì, anche a te. Ok, Anche a una te. volta finito con Vinny ci vediamo a Chinatown. Ok. Andiamo a spaccare qualche testa. Vai, vai, mi piace. Mamma mia, raga, mi ha gasato il Don. Mi ha gasato. Proprio, mamma mia, tanta roba, raga. Allora, parliamo con il nostro Vincenzo. Così sicuramente ci darà un'attrezzatura migliore. Magari un fucile d'assalto, magari, non sarebbe male. Vabbè, ma a questi tempi, ragazzi, c'erano le mitragliatrici, sai, quelle lì a tamburo. Tipo. Ehi! Ti servono dei ferri, Tom? No. Hai bisogno di sono a qualche posto, ferro? grazie. Io e Poli dobbiamo dare una lezione ad alcuni teppistelli. Se li riempio di buchi, sporcherò il quartiere. Gli spaccherò la testa, è abbastanza. Sam ha dato una ripulita al magazzino di un tizio, eh? Autografata da Baby Ruth in persona. È una minchiata, ovviamente, ma fanno male. Non se ne accorgeranno nemmeno. Che bello, raga. Lo credo anch'io. Mi sento a casa Grazie, con questo Vinny. gioco. Il cazzo di dialetti comunque va, si vede che il parlato è sicilianizzato, cioè tanta roba, raga. Non capisco solo perché non l'ho fatto prima un gioco del genere, perché veramente è troppo bello. Allora, ok, questi qui sono i garage, quindi avevamo visto il ping poco fa nella mappa, quindi è il garage, bene. Allora, qua possiamo scegliere le nostre macchine che fanno un bordello assurdo. Vabbè, prendiamo questa qui. E adesso andiamo con Paoli direttamente a Chinatown. Dobbiamo incontrarci lì, sperando che vada tutto bene. Teniamo la radio che rompe il cazzo e mi dà il copyright sicuramente. Soprattutto stiamo attenti alla polizia. Ma prima volevo vedere una cosa. Aspetta, fatemi parcheggiare da qualche parte un attimo. Volevo vedere una cosa, raga. Allora, intanto non abbiamo più la revolver di merda, raga. Vedete che abbiamo questa nuova pistola? Abbiamo nessuno ha visto niente. Bene, dopodiché decorna e possiamo andare. Ma perdonatemi un attimo, raga. Io voglio fottermi la moto. E se la porto a un garage è mia in teoria sta moto. Guarda che bella la moto, raga. Tanta roba, raga. C'è la pula da questo lato. Minchia se slitta, raga. Vabbè. No. Perdonami. Perdonatemi tutti, signorina. Ok, Chinatown, eccoci qua. Raga, peccato, l'unico dettaglio che non c'è è che il nostro personaggio è asciutto sotto la pioggia. E mi sembra strano perché è veramente pieno di dettagli sto gioco. Però sta cosa lì è sfuggita. Ok, parcheggiamo. Eccolo lì il nostro Pauli. Finalmente. Forza, sono fradicio. Non capisco perché Biff si è trasferito in questa fogna. Lascialo in pace, è innamorato. Tutte menchiate. Si è solo beccato la febbre gialla quando abbiamo rubato quel porno di Shanghai. A lei non dispiace. Tieni un problema, Tom. Sei sempre troppo tenero con le ragazze. Che bello, questo è un quartiere cinese. Guarda qui come affetta la carne. Che bello. Biff's Pawn Shop. Biff, grassone bastardo. Come te va? 出貓老千，你爭我哋錢，將你身上所有嘅錢擺晒出嚟。 Chi è Gave? Marina, è un piacere. Falla uscire, Biff, dobbiamo parlare. Di sopra, ti spiace? 冇用嘅廢柴。 Penso ci abbia mandato che a qualcuno da Solino. Cerchiamo informazioni. Dei coglioni stanno creando problemi. Hanno infastidito la figlia di Luigi. I coglioni sono tanti. Altri dettagli? Uno di loro è una serpe di nome Billy. È amico di un babbeo perfettino e di un bestione pelato. Ok. Di un bestione pelato, molesto. Sono la vecchia stazione di servizio a un isolato da qui. Ogni tanto vengono a vendere qualcosa. Sono dilettanti. Per
questo siamo da te, Biff. Coi dilettanti sei il migliore. Che cazzo c'entra Uscite Molesto? dal retro e attraversate la strada, li trovate lì. Bene. Ringrazio. Ci vediamo. Ehi, Poli, per la grana... Tranquillo, sta aspettando il mio contatto. Poi se ne riparla, abbi pazienza. Tranquillo, tranquillo, non chiedere più soldi perché se no te pestammo come a ragina. Diglielo, Poli. Che belli Cosa questi stavate vicoli. parlando? Tu e Biff avete in ballo qualcosa? Un mio contatto sta importando un carico di completi. Roba di classe, messicano. Quindi tu compri i vestiti dal Messico? No, idiota, i completi sono stati rubati da un magazzino in centro. Il sacco è messicano. Ah, Di origini almeno, vive a Hollebrook. Ma il Don questo lo sa? Certo che sì, avrà la sua parte, ma tu tieni la bocca chiusa. Non ho sentito. mi sa che non lo sa. Li vedessi, li sapresti riconoscere. Certo. E anche se non li riconoscessi, non ci sono tanti bianchi che bazzicano qui a Chinatown. Beh, in effetti. Ma guarda la musica dinamica, raga, pure del gioco, che in base alla situazione cambia. Cioè io potrei, raga, Ora ci... metto pausa un attimo per dirvi sta cosa. Io potrei giocare sto gioco, raga, senza parlare, farvelo semplicemente seguire e sarebbe bello comunque, tipo non commentare, raga. È tanta inizia a roba. pestare tutti. E tu mi segui a ruota. Niente sparatori. È un'idea che ti è venuta da solo. No, è una cosa che si fa spesso. Forse conviene rompere di cara. Poi non lo so, raga, magari sarà a me che piace troppo sto gioco. Cioè, proprio mi sta prendendo. Infatti, scusatemi, raga, se Fallout 76 è ancora in ritardo. Palworld, raga, continuerà. Ma ci sarà. Per fare un episodio ci vuole tempo. Perché sennò è troppo noioso da fare. Se vi faccio vedere che vado avanti a farmare. Ok, abbiamo. Ve lo giuro, il culo più bello che avessi visto. Oh. Billy è quel tipo dell'altra notte. Minchia. Così? Hai rotto il ca... Ma Dio mio, ah così. Ci sto che a me. Ma dico una cosa, io non posso. Oh, ma guarda questo qui col coltello. Non so se... Non posso spararli, io voglio spararli. Che cazzo guardi tu? Che sei tutta panza. Ste mazze qui non posso raccoglierle. Ma posso cambiare arma? Ah, non posso usare la pistola, peccato. Però è un peccato che non posso agire di testa mia. Io volevo freddarli. Oh, ma qua sparano. Avete capito? Prendi la pistola, Tommy. Ora se fa sul 6. Credi che non l'abbia capito? Vado a nord, tu vai a sud. Vai. Io vado su, tu passa da lì. Io salgo sopra. Dobbiamo andare ora! Oh, vabbè. Minchia, raga. Dio mio, ho fatto un macello. Passo di qui. Vai. Prendo le munizioni. C'è pure un collezionabile. Ma guarda questo qui come l'ho folgorato malissimo. Ah, così. Guarda, quello è Paoli. Minchia, gli stavo sparando in faccia. Guardalo lì con quanta precisione. Vabbè, c'è un palco verso Bill. Facciamo a pezzi quei passanelli. Dobbiamo arrivare con lo stronzo. E prende fuochi, no? Mamma mia, raga, ma è stato bellissimo freddare questi. Qua c'è un ping di una molotov, raga. Ma non ho capito dove. Forse è dentro. Oddio. Ah, brucia due. No. Oddio. Stavo ricaricando. Posso prendere il fucile? Godo. Un cazzo di fucile, raga. Prendi il kit. Oddio, c'è gente. Posso prendere le molotov? Perfetto. Non mi ricordo com'è che si lanciavano le molotov. Ok, con G. Mamma mia, raga, ma è proprio bello. Come ti ho preso, stronzo? Minchia. Mamma mia, raga, che bello. Non vedo nessuno. Andiamo avanti. Ce ne sono altri? Ma vai a cagare, questo col coltello. Ma io quindi posso prenderlo il coltello con E. Aspetta, fammi vedere. Quindi io ho il coltello al posto della mazza. Ok, abbiamo una primaria, una secondaria e un'arma da mischia. Col fucile abbiamo solo un colpo, quindi andiamo di pistola. Johnny, sta giù!
Andiamo via. Dobbiamo tornare in macchina, Tommy. Levati. Però il fatto che siano scappati non è una buona cosa, raga, Ah, ok, li stiamo inseguendo. Vai. Guarda Poli. Che macchina di merda. Qui in questo gioco, raga, le macchine sono tutte una gioia. No, vabbè. Anni 30. Lo so. Già non girano per i cazzi suoi ste macchine. Poi se li metti pure l'acqua. Mamma mia, meno male che si scassano le panchine. Dai, ma perché? Dio mio. Niente, raga, quest'auto è come quella da corsa. Qua le auto non girano, vanno solo dritto, come i cavalli di corsa. Dai. Signora, si tolga. Maria. No. Perdonate per l'impalcatura, poi la rimontiamo. Un uomo si tolga. Signorina, si tolga. No. Vaffanculo. Vai che lo stiamo raggiungendo. Dimmi che si rompe. Godo. Dai, cazzo, sta carriola. Quello stupido figlio di puttana si è schiantato. Certamente non ne usciranno vivi. Minchia. Pensaci tu, Tom. No, aspetta. Ti prego. Cazzo, io non voglio morire. Cristo, Tommy. Non devi farti scrupoli con questi animali. Uno come quello lì ti fotte alla prima occasione. Sparagli e non pensarci più, no? E scarica. Ma anche questo è sistemato. E che cazzo, Tommy? Cos'è quella faccia? Ti ricordi cosa volevano fare a Sara, sì? Sì. Solo... Ehi, squagliamocela prima che arrivino gli spiriti. Forse il nostro personaggio sta avendo un po' di ripensamenti, raga. Meglio farci l'abitudine. Signori, noi per questo episodio ci salutiamo qui. Nel prossimo episodio continuiamo la storia. Forse così non viene un episodio troppo lungo. Ogni episodio che stiamo facendo comunque la trama scorre. Signori, per questo episodio vi ringrazio. Grazie per tutto il supporto che state lasciando e speriamo che non mi danno il copyright. Ci vediamo nel prossimo episodio con Mafia. Un salutone. Ciao, belli.